Spirito ci unisci, non può pregante uniti nel tuo nome, Dio verrà e in mezzo a noi abiterà, Dio verrà in mezzo a noi abiterà, Padre buono, a noi verso sulla terra, Dio il tuo e la gloria vive nel cielo, siamo uniti nel tuo nome, Dio verrà, a noi abiterà, Dio mezzo a noi abiterà. Siamo del Signore. Il Signore della pace con voi. Sono Cristo eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre, ti benediciamo sempre ai tuoi figli, libertà e libera e grazie nostro Gesù Cristo e nell'unità dello Spirito per tutti i secoli. Al terzo mese d'Egitto, andarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Ele si accampò al monte. Disse a Mosè, una densa nube. Il popolo senta quando io parlo sempre anche a te. Mosè le parole del popolo. Il Signore disse, vada al popolo, lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo, perché nel Signore il monte Sinai. Il terreno densa sul monte, un suono fortissimo. Tutto il popolo che era nell'accampamento da tremore. Allora Mosè fece dall'accampamento settero in piedi alle falde, fu tutto fumante, perché su di esso e ne saliva il fumo una fornace. Tutto il mondo era come una voce. Il Signore scende Sinai, monte,
E il Signore chiamò Mosè. E la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri, benedetto il tuo nome, gloria. Benedetto Tempio Santo e glorioso. Benedetto sei tu, Re, a te la lode. Benedetto abissi, benedetto amen. Ti rendo lode, Signore del cielo, ai piccoli hai rivelato i misteri. Alleluia. Alleluia. Voi dal Vangelo. Allora di chiese a loro padre. Rispose del regno di Dio. Infatti era da nella loro parlo con parabole perché ascoltino e non così si compie per loro la profezia di Isaia dice udire così il popolo diventa duri di occhi per non ascoltare, non comprendere e non e invece i vostri occhi e i vostri ascoltano. In verità vi dico ciò che voi non lo videro. Ascoltate, ma non lo ascoltate. Parola del Signore. Stiamo bene la giornata, avete sentito? Profeta. La versione che sembra che chiuda la porta. Non si dà. E spaventa. Allora la grandine, vuota grandine, via sempre la volta grandine anche da mezzo quinta, almeno come la nostra vita se arriva tanto. A Satone che arriva dal cielo e altera logica, non quello dello spaventare messo normalmente. Viene da dire ma sì, chiedere permesso. Un paragone intesa, noi al di là di un'altra
anche le parole parla in parallelo, no? Allora abbiamo sempre che parlare bene questo, soprattutto per chi vuole. E invece, per quello Gesù dice: a chi ha sarà dato, a chi non ha, eccetera. A chi ha questa disposizione riceve ancora di disposizione, perde tutto. E che cosa perde? Il dono più bello viene da Dio. Quello è la vita vera. Dove c'è di curata e ricevuta. E allora da questa passione è lì, è lo Spirito Santo, la vita buona, felice, buona, aperta all'amore, pace di mitere, facendo il bene. È bella perché trova ricca, festosa, sposo, che l'allegria condivisa, lodata, vita felice, perché pone del Vangelo le beati. Il mondo dice beati coloro fare a Dio. Il Signore Dio dell'unità abbiamo, frutto della terra e del nostro lavoro, lo per noi
sei tu, Signore Dio dell'universo, abbiamo ricevuto della vita e lo presenti per noi. Siamo offrire il sacrificio gradevole, Signore. Accetti, Padre, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia poni per tutti i sacramenti di gioia. Signore, cuori, rendiamo grazie, Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie per mezzo di Lui creato l'universo mirabilmente, per questo con angeli e santi cantiamo. Santo, 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 dell'universo, che è l'uno e la tua Osanna nel dei cieli, e Lui all'alto dei cieli, e santità, i doni, spirito perché diventa oro. Egli alla sua pane rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo dice. Grosso modo presi lo diede, volete e bevetene tutti. Dice del mio sangue, l'eterna alleanza per voi, remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. La lezione del tuo figlio, il pane della vita, il calice della salute, e per averci ammessi alla tua presenza con sacerdotale. Preghiamo umilmente, corpo e sangue di Cristo, ci renda da uno. Padre della Chiesa, tutta rendila perfetta nella comunione con il Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella resurrezione e di tutti i defunti. Rimetti a godere misericordia per parte alla vita insieme con la Beata Maria. Con San Giuseppe e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Gesù Cristo, per Cristo, in Cristo, per la dello Spirito, onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Padre, come così ci sei.
nazioni maligne. Per il Padre da tu pace. Per tua bontà vivremo sempre liberi dalla paura. Nell'attesa Signore Apostoli, vivi la mia carta, ma la fede, pace perché ami di sé e sempre con voi. Togli peccatori, amore nobis, aius Dei peccator nobis, aius Dei peccator nobis. I peccati, gli invitati, o Signore, non partecipare, ma parola. Sei tu, ci dei per tua vita, il tuo anno, ultima cena, si do suo prende pa vita mate questa vivo come soldato.
Preghiamo. Il tuo dono di bontà ci prevada corpo ed anima, perché non mai in noi, ma la sono, Signore, dice Dio Onnipotente, misericordioso, che Padre, Figlio, Santo, ancora qui andate in pace. Regina per misericordia, et spes nostra la luz vive suspiramo vehemente lacrimarum Eo tu miseri soccurrum ve Gesù et dictum ventri nobis,